Architetto Lamendola, Presidente, un consuntivo sull'attività del Genio Civile di Agrigento. Sì, anche quest'anno, grazie alle risorse stanziate dal governo Musumeci e grazie alla professionalità dei funzionari di volta in volta incaricati, abbiamo raggiunto una serie di obiettivi importanti in vari settori. Per quanto riguarda ad esempio gli aspetti idrogeologici, siamo riusciti a progettare e a eseguire ben 16 interventi per la pulizia e la sistemazione degli alvei di altrettanti corsi d'acqua. Sempre nell'ambito dell'emergenza idrogeologica siamo intervenuti anche in regime di sommergenza per arginare fenomeni franosi come nel caso di Siculiana, dove incontrata a Cantamatino a fronte di una grave frana siamo riusciti a bloccare il movimento realizzando in tempi brevissimi una paratia di pali mettendo quindi in sicurezza le costruzioni che altrimenti sarebbero scivolate a valle. Adesso stiamo reperendo le somme per intervenire anche nel versante sopra la SS 118, dove c'è da sgaggiare alcuni massi, c'è da realizzare una rete paramassi proprio per consentire la riapertura dell'importante arteria statale, proprio la 118. Per quanto riguarda la riqualificazione delle nostre opere di architettura, abbiamo avuto il piacere e l'onore di redigere il progetto dei lavori per la riapertura del Teatro Samonà di Sciacca. I lavori sono stati già appaltati e quindi abbiamo ragione di ritenere che saranno realizzati nei prossimi mesi. Poi c'è il settore dove siamo stati ancora più impegnati, quello delle infrastrutture. Abbiamo intanto redatto il progetto per la riqualificazione del porticciolo di San Leone, anche qui i lavori sono stati appaltati e saranno presto realizzati. Abbiamo avviato una serie di interventi di manutenzione sulla rete statale provinciale, abbiamo cantieri aperti sulla SP32 Ribera Cianciana, sulla SP12 Naro Campobello Delicata, sulla 25, sulla 35, sulla 47, sulla 88, sulla 11 Consortile, insomma un bel pacchetto di lavori per riqualificare la nostra rete viaria provinciale. Sempre nell'ambito delle infrastrutture abbiamo anche redatto il bando e mandato in gara la progettazione esecutiva della cosiddetta strada Mare Monti, un'arteria importantissima per collegare in maniera razionale e veloce alla viabilità statale i comuni dell'entroterra agrigentino, in particolar modo i comuni del versante dei Monti Sicani. È un investimento complessivo di 123 milioni di euro, quindi molto impegnativo. E a tutto questo bisogna aggiungere anche le attività di routine. Devo dire che abbiamo garantito durante l'anno servizi efficienti all'utenza nei vari ambiti di cui ci occupiamo, quindi dall'edilizia privata all'edilizia pubblica, dalle attività produttive al settore delle acque e degli impianti elettrici. Tutto questo grazie all'abnegazione, grazie all'impegno e alla professionalità del personale impegnato.